Si va verso l'obbligo di Green Pass da settembre per personale scolastico, studenti universitari e sui trasporti di lunga percorrenza, non quelli locali. Da domani obbligo per ristoranti e bar al chiuso. È iniziata questa mattina la riunione dei ministri del G20 sulla digitalizzazione. Aprono i lavori i ministri Colao e Giorgetti, imponente la macchina della sicurezza, con oltre 400 uomini arrivati da Roma. Alla vigilia dell'entrata in vigore dell'obbligo di certificato verde, ancora diverse incognite per gli organizzatori delle sagre. Già si fanno i conti con gli effetti sugli incassi degli eventi. Produzione vitivinicola sotto pressione in regione, con un calo tra il 5 e il 10% per lo stress idrico dei vigneti senza irrigazione. Con la vendemmia tardiva il raccolto sarà minore ma la qualità maggiore. Finisce troppo presto l'avventura olimpica di Alessia Trost. Si ferma a 1,90 m mancando l'accesso alla finale. Intanto primo storico bronzo nel karate con il marchio dell'udinese Sodero. Buonasera a tutti voi da Telefriuli, bentrovati all'appuntamento serale con il nostro telegiornale. Si va dunque verso l'obbligo del Green Pass per il personale scolastico, per gli studenti universitari e anche sui trasporti, quelli però di lunga percorrenza. È quanto scritto nella bozza del provvedimento presentato ai presidenti di regione e che sarà approvato dal Consiglio dei Ministri entro oggi. Per evitare lo spettro della didattica a distanza, l'orientamento della cabina di regia che si è riunita questa mattina è di estendere l'obbligo della certificazione verde a chi frequenta l'università. Dal 1° settembre, a quanto è emerso, il Green Pass sarà necessario per viaggiare in aereo, sui treni a lunga percorrenza e sui traghetti. Non servirà invece per i mezzi di trasporto locali che si spostano all'interno della stessa regione. Sarebbe stato raggiunto l'accordo sulla capienza dei mezzi, che dovrebbe passare dal 50 all'80% dei posti disponibili. Da domani intanto scatta l'obbligo della certificazione per ristoranti al chiuso e al tavolo anche nei bar. Il Green Pass invece non sarà obbligatorio per i clienti degli alberghi per accedere a ristoranti e bar interni. La conferenza delle regioni ha preso atto della volontà del governo, a cui però ha rappresentato le difficoltà dell'allargamento delle limitazioni per chi non possiede Green Pass. Il presidente del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, ha avuto comunicazione della volontà del governo che aggiungerà restrizioni per i non possessori della carta verde proprio pochi minuti prima di incontrare il ministro Giorgetti per affrontare ulteriori temi. Il Friuli Venezia Giulia resta strategico nei piani di governo. Il ministro Giancarlo Giorgetti, dopo gli incontri del G20, ha deciso di visitare il sito produttivo della Fiera di Servola in corso di bonifica con il presidente della regione Massimiliano Fedriga, il quale ha raccolto una serie di impegni romani per l'economia del territorio. Giorgetti ha lasciato il capoluogo giuliano nel primo pomeriggio alla Volta di Roma, dove si è parlato di Green Pass con i dettagli del Consiglio dei Ministri anticipati a Fedriga in qualità di presidente della Conferenza delle Regioni. Mi sembra che il governo abbia intenzione di confermare il Green Pass da settembre per quanto riguarda i trasporti di lunga percorrenza e per quanto riguarda il personale della scuola. Su questo noi abbiamo fatto presente ovviamente soprattutto sui trasporti le necessità organizzative che sono insuperabili dal punto di vista tecnico e penso l'80% del riempimento dei mezzi come conferenza delle regioni. Aspettiamo ovviamente il Consiglio dei Ministri stesso e le successive linee guida che il Ministero dei Trasporti ha detto che scriverà insieme alle regioni. È una decisione che però non vi convince troppo. Diciamo che non abbiamo dato un parere come conferenza perché abbiamo semplicemente ricevuto delle comunicazioni da parte del governo e quindi noi come sempre utilizziamo uno spirito collaborativo, cerchiamo ovviamente però di far presenti i problemi di carattere tecnico se ce ne sono e quindi su questo insieme alle prefetture cercheremo di fare il miglior lavoro possibile. Studenti magistrali no, sembra per gli studenti universitari oltre che per il personale ovviamente come per la scuola. Su questo ci è stato comunicato dal governo che è una decisione di carattere tecnico proprio per gli spazi universitari che altrimenti non permetterebbero il distanziamento di 1 metro come previsto dalle linee guida, quindi su questo stanno facendo dei ragionamenti in tal senso, ma ribadisco, aspettiamo il Consiglio dei Ministri.
E tra chi è in attesa delle linee guida sul Green Pass ci sono anche le pro loco che temono perdite di incassi fino al 30%, ma non ci saranno ridimensionamenti pur di mantenere la tradizione. Sentiamo l'intervista di Nele Stefanutti, presidente della pro loco Maiano. Quanto è difficile organizzare in questo momento sagre ed eventi con il Green Pass e cosa cambierà per voi? Diventa più complesso sicuramente organizzare una manifestazione, una sagra, una manifestazione anche delle nostre dimensioni. Cambia, aspettiamo ancora le ultime notizie, gli ultimi ragguagli, sicuramente torniamo un po' a quella che era l'edizione dell'anno scorso del festival. Nel nostro caso ricentreremo le aree e filtreremo la gente in ingresso cercando di garantire quanto più possibile la sicurezza all'interno della manifestazione, quindi facciamo memory dell'esperienza della scorsa edizione, cercheremo di farlo nel migliore dei modi. Il rischio di perdere spettatori, visitatori, ce n'è? Beh, sicuramente sì, in quanto già c'è un po' di scetticismo da parte dei nostri visitatori normalmente già da ora, quindi senza questo Green Pass diciamo, però mi aspetto che da venerdì, cioè da domani in poi, ci sarà sicuramente un calo dal punto di vista dell'affluenza. Più o meno avete quantificato una percentuale? Beh, mi aspetto sul 30% in meno rispetto a quello che è stato in questi giorni. In termini economici vuol dire tanto, quanto? In termini economici vuol dire un 30% rispetto al bilancio della manifestazione, che ovviamente deve anche tener conto dell'aumento dei costi per la sorveglianza, per quel che è il filtraggio e il controllo delle persone che arrivano. Voi però vi siete adeguati, non avete ridimensionato, andate avanti così, anche rischiando qualche perdita? Beh, sicuramente sì, nei confronti di quel che è la serietà di un'associazione che deve programmare in anticipo tutti gli eventi. Noi ne abbiamo concerti di un certo tipo, quindi grossi, non c'è la possibilità sicuramente di un rimando oppure di un annullo in questo caso, quindi ci siamo ridimensionati, no direi, siamo andati avanti per quello che è il nostro programma, la nostra strada. Da una palestra di Fontanafredda, una raccolta firme contro il Green Pass, non possiamo sostituirci alle forze dell'ordine, dice il titolare. Ora basta. È giunto al limite della sopportazione Mario Bolognesi, titolare della palestra Askesis, che già nei mesi scorsi aveva protestato contro chiusure e limitazioni. E così, alla vigilia dell'introduzione del Green Pass, ha deciso di lanciare una raccolta firme anti-carta verde. E noi stiamo facendo una raccolta firme contro il Green Pass, perché per l'ennesima volta le palestre sono state messe in ginocchio e verranno messe in ginocchio grazie a questa nuova disposizione che non ha nessun senso. Noi abbiamo già perso diversi clienti con i vari lockdown, 3 mesi chiusi, adesso poi 7 mesi chiusi, i ristori del governo imbarazzanti, per dire elemosina, adesso c'è il Green Pass, chi non ce l'ha non può entrare in palestra. È ora di finirla, perché o ci rimborsate i danni, qualcuno deve pagare, non posso io come imprenditore farmi carico di controllare i clienti se hanno il Green Pass. Io non sono una forza dell'ordine, è una legge che per me assolutamente non deve passare. Speriamo che con questa raccolta firme riusciamo a ottenere qualcosa, perché non si può andare avanti così. Se volete farci chiudere, questa continua a essere la strada. Andiamo a Trieste, dove è iniziata questa mattina la riunione dei ministri del G20 sulla digitalizzazione. Non lasciare indietro nessuno, in particolar modo nel mondo delle piccole e medie imprese, e lavorare per migliorare le difese del sistema digitale. Questo è il messaggio dei ministri Colao e Giorgetti. Un gruppo di lavoro permanente tra i governi del G20 per prendere decisioni in maniera più rapida, moderna e vicina ai cittadini. Questo è il punto di partenza della riunione dei paesi che rappresentano le economie più importanti nel mondo, che a Trieste si sono confrontate sull'innovazione digitale. Tra gli asset, identità come SPID e carta d'identità elettronica da portare a un livello internazionale, condivisione di tutte le esperienze, di quelle applicazioni legate ai servizi, soprattutto quelle di maggior successo, e infine un nuovo modo di approcciare il tema della regolamentazione, come ha spiegato il ministro Colao. Basare decisioni più su dati, eventualmente su sperimentazioni, su sandbox, su esenzioni regolatorie. Questo è un tema che ha trovato tutti i paesi ovviamente
naturalmente molto sensibili. Anche su questo tema vogliamo fare un cardine dei lavori futuri. Resta poi il nodo sicurezza. Questo evento ha riportato agli occhi di tutti l'importanza di 3 cose. Uno, la dimensione piccola non aiuta ovviamente, quindi bisogna alzare la dimensione dei nostri data center e raggiungere una scala che permetta una difesa efficace. 2, bisogna che si migliorino i processi organizzativi e i controlli, come nel mondo privato, anche nel mondo pubblico. La cultura organizzativa della sicurezza deve far parte del modo normale di gestire le cose. E poi 3, ovviamente accelerare la migrazione al cloud, perché alla fine la migrazione al cloud è quello che dà maggiore resilienza, non la certezza assoluta. L'obiettivo è non lasciare indietro nessuno. Siccome avrà un grande impatto nella trasformazione economica, deve in qualche modo tenere presente in particolare la realtà delle piccole e medie imprese che rischiano in qualche modo di pagare un prezzo da questa trasformazione e ovviamente le aree e i territori meno agevolati che quindi non partecipano o che non hanno partecipato finora a questa evoluzione. E per il G20 imponente la macchina della sicurezza con oltre 4.000 uomini delle forze dell'ordine arrivati da Roma, pochi e limitati alla zona del Porto Vecchio, invece disagi per i triestini. Giornata di incontri e di dibattiti al Trieste Convention Center, dove questa mattina sono iniziati i lavori del G20 dedicati all'innovazione e trasformazione digitale, appuntamento che rientra nel lungo elenco di incontri programmati per l'anno di presidenza dell'Italia. In un Porto Vecchio presidiato dalle forze dell'ordine, intorno alle 9 sono arrivate le prime delegazioni accolte dal Ministro dello Sviluppo Economico Giancarlo Giorgetti e Vittorio Colao per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale con la sottosegretaria Anna Ascani. E dopo l'arrivo delle delegazioni sono iniziati i lavori nella sala plenaria, ovviamente a porte chiuse. All'interno si è discusso chiaramente di cyberterrorismo e cyber security, i veri nodi da risolvere in questo G20, contrassegnato fra l'altro dell'emergenza nella regione Lazio, dove tutti i sistemi sono stati bloccati da degli hacker che hanno chiesto addirittura un riscatto. Dalle 10 alle 11 si sono aperti i lavori con il focus sulla trasformazione digitale rivolta al supporto del mondo economico, a seguire la società nell'economia digitale. Presenti i ministri di Argentina, Brasile, Francia, Germania, Giappone, Olanda, Ruanda, Arabia Saudita, Singapore e Sudafrica e gli esponenti di UNESCO ed Unione Europea. Nel pomeriggio è previsto il punto stampa del ministro Colao. In Friuli crescono del 25% i contagi da Covid e a livello regionale la percentuale dei positivi per 100.000 abitanti sale a 63, con il picco di 73 in provincia di Pordenone. La situazione negli ospedali è tra le migliori in Italia. Per quanto riguarda i vaccini, invece, tra i 60 e i 79 anni, in regione sotto la media nazionale di 8 punti. Rallenta la crescita dei nuovi casi, ma sale il numero di pazienti ricoverati con Covid, stabile il numero di decessi. È quanto emerge dal monitoraggio della Fondazione Gimbe a livello nazionale relativo alla settimana dal 28 luglio al 3 agosto. In Friuli Venezia Giulia gli infettati sono aumentati quasi del 25%, ma l'occupazione dei posti letto resta tra le più basse in Italia, al 2% sia nelle terapie intensive che nelle aree mediche. Peggiora il dato sui casi attualmente positivi per 100.000 abitanti, sono 63 a livello regionale, con il picco della provincia di Pordenone a 73. Sul fronte dei vaccini, la Fondazione Gimbe fa sapere che torna a salire la percentuale delle prime dosi sul totale delle somministrazioni, ma la campagna, evidenzia, può contare su un numero di dosi insufficienti a mantenere questo ritmo. In Friuli Venezia Giulia la popolazione che ha completato il ciclo vaccinale è pari al 55,9% nella media italiana, a cui si aggiunge un ulteriore 6,8% solo con prima dose rispetto al 9,5% a livello nazionale. Per tutte le fasce d'età la nostra regione risulta al di sotto della media del resto del paese. Sono 8 i punti di scarto nella fascia 60-79 anni, uno solo per gli over 80. I cittadini del Friuli Venezia Giulia con più di 60 anni che non hanno ricevuto alcuna dose del vaccino sono il 16,1% rispetto alla media italiana dell'11%. Quanto alla fascia 12-19 anni non ha alcuna copertura il 69,2% della popolazione della nostra regione rispetto al 63,4% a livello nazionale.
Quanto all'eventualità di una terza dose, la Fondazione GIMBE ritiene che, per quanto sarà necessaria in alcune fasce della popolazione, non ci sono al momento evidenze sufficienti per definire indicazioni, tempi e modalità di somministrazione. Intanto oggi in Regione 111 nuovi contagi rilevati su 5.696 tra tamponi molecolari e test rapidi eseguiti, 10 casi rilevati tra i migranti, il 58% delle positività riguarda under 29, non si registrano decessi e restano 4 le persone ricoverate in terapia intensiva, sono scesi a 19 pazienti ricoverati in altri reparti, in tutto 808 le persone in isolamento. La produzione vitivinicola è sotto pressione in Friuli Venezia Giulia con un calo stimato tra il 5 e il 10%, questo a causa dello stress idrico dei vigneti senza irrigazione, anche se si comincerà a vendemmiare a fine agosto, il raccolto sarà minore, la qualità del vino sarà più alta. Vendemmia tardiva quella del 2021 con una produzione del meno 6% ma con vini che saranno di migliore qualità. Non dimentichiamo che la primavera si è fatta vedere tardi, abbiamo avuto una primavera fredda e piovosa e questo appunto ha tardato il germogliamento delle piante e questo conseguentemente porta appunto alla creazione e alla maturazione del frutto in 2 settimane di ritardo. Prevediamo insomma che si inizi con le vendemmie verso fine agosto per varietà precoci o basi spumanti e poi con i primi di settembre con tutto il resto. Abbiamo diciamo, un germogliamento più contenuto rispetto allo scorso anno, abbiamo meno frutti, si stima circa un 5-10% di produzione in meno e perciò questo comunque va a favore della qualità dell'uva e anche del futuro vino. Di un 2021 un po' avverso, la primavera è iniziata diciamo con dei cali di temperatura che sono diversi dalla media nostra stagionale anche di questa regione, però tutto sommato io direi che i danni del vitivinicolo sono stati pochissimi, più che altro abbiamo avuto danni sulle fioriture di altri frutti, diciamo sulle fruttifere, melo, pero. La primavera è continuata con un andamento direi buono, la pianta hanno recuperato tutto, è stato un buon germogliamento, quindi è una vite anche che si trova anche in forma rispetto alla sua fase fenologica. E per salvaguardare le colture, anche quelle vitivinicole, il Consorzio di Bonifica Pianura Friulana ha dato vita a una modifica del sistema di irrigazione, non più a canali, bensì a pioggia, questo per risparmiare acqua e servire più territorio. L'attività del Consorzio è sempre più esplicata nel gestire l'acqua quando ce n'è troppa, quindi nei momenti di maltempo, e nel portarla invece nei momenti di siccità. In particolare quindi la difesa idraulica del territorio, abbiamo proprio fatto oggi un importante passo per mettere in sicurezza parte del territorio di Ronchis di Latisana lungo l'argine sinistro del fiume Tagliamento, ma questo si accompagnano anche dei lavori di trasformazione irrigua nella zona di Sedegliano. Noi siamo impegnati in maniera intensa anche alla trasformazione degli impianti da scorrimento ad aspersione che determinano una maggiore efficacia della irrigazione stessa con conseguente facilitazione in agricoltura per la coltivazione dei campi. Il consumo d'acqua pur limitato rispetto alla irrigazione a scorrimento è sempre notevole, per cui facciamo anche in questa sede, come altre volte, un appello ai consorziati ad utilizzare l'acqua ogni volta che serve, senza però sprecare l'acqua, perché è un bene che è limitato e che non ne abbiamo altrimenti a sufficienza per garantire tutte le esigenze del comprensorio. Tragedia della strada in Sardegna, ad Alghero, nella giornata di ieri, dove è morto un medico dell'Università di Udine, Dario Sorrentino, noto per le sue ricerche in campo internazionale. L'uomo di 64 anni è stato investito da un autobus mentre era in bicicletta ed è morto sul colpo.
Affrontando una rotonda nel tardo pomeriggio di ieri, un autotreno ha perso un pericoloso carico di lamiere di circa 300 quintali. Il rovesciamento è avvenuto nella rotonda di Via Europa Unita San Giorgio di Nogaro, a pochi metri dalla stazione delle Corriere. Fortunatamente l'incidente non ha coinvolto altri mezzi o causato feriti, ha solamente rallentato la viabilità per diverse ore. È stata infatti ripristinata solamente alle 23. E sono stati 36 gli operatori della Polizia Ferroviaria del Friuli Venezia Giulia impegnati in un'attività di controllo sul territorio per contrastare il furto di rame e metalli preziosi in ambito ferroviario. Non sono stati accertati reati, sono stati verificati 7 depositi di rottami e compiute 21 ispezioni lungo la linea ferroviaria e su strada. 53 le persone sottoposte ad accertamenti tra gli addetti del comparto. Secondo weekend di esodo sulla rete autostradale di Autovie Venete, previste punte record di quasi 200.000 transiti nella sola giornata di sabato e già a partire da domani è previsto traffico intenso verso Trieste sulla A4 con possibili code in uscita alla barriera dell'Isert nel pomeriggio per l'effetto combinato del rientro dei lavoratori dell'Est Europa e dei mezzi commerciali. La giornata clou sarà invece appunto sabato, quando al mattino e al pomeriggio il traffico sarà molto intenso verso gli svincoli delle località balneari e alla barriera dell'Isert. Mondo del lavoro con una buona notizia, perché la Pilosio di Tavagnacco e i suoi lavoratori sono salvi. L'azienda storica di ponteggi in acciaio e alluminio alle porte di Udine risorgerà infatti grazie a un piano industriale da oltre 8 milioni di euro e all'acquisizione da parte della trevigiana Euroedile, che ora punta a diventare leader mondiale riconquistando fette di mercato in tutto il mondo. La svolta è avvenuta il 26 luglio scorso, quando la ditta si è aggiudicata la procedura competitiva indetta dal Tribunale di Udine per la società messa in liquidazione. Soluzione dunque che darà continuità di lavoro ai dipendenti, ma rivoluzionerà anche la produzione attraverso nuove tecnologie di costruzione. E non c'è invece pace per i lavoratori della nostra famiglia che sono in stato di agitazione sindacale da oltre 18 mesi e rivendicano il rinnovo del contratto scaduto da 15 anni. L'associazione che si occupa della cura e della riabilitazione di bambini con disabilità, in convenzione con il Sistema Sanitario Nazionale e Regionale, in Friuli occupa 250 operatori in 2 sedi che si affiancano alle 27 presenti sul territorio nazionale. Date le condizioni di lavoro, scrivono in una nota, tra cui anche persone con anni di esperienza e grande competenza, si sono licenziati o hanno anticipato, se possibile, la quiescenza. I più giovani rimangono per pochi anni o addirittura mesi e inizia a diventare difficile trovare nuove risorse da integrare, fanno sapere. Sono tanti i colleghi che hanno voluto portare questa mattina l'ultimo saluto a Sergio Gervasutti, i cui funerali sono stati celebrati nel Duomo della sua città d'origine, Palmanova. Molti giornalisti hanno preso parte alla cerimonia, stringendosi attorno ai familiari di Gervasutti. Nell'omelia Don Angelo Del Zotto ha parlato di un uomo sempre partito da principi quali l'onestà, la curiosità di la capacità di interpretare, di capire, l'onestà di non manipolare per dimostrare le proprie tesi, doti fondamentali in un mestiere che richiede anche la consapevolezza che le persone vanno sempre trattate con umanità e rispetto. Sergio, concluso il parroco del Duomo di Palmanova, ha lasciato una traccia positiva nella nostra terra. Si concluderanno in tempo per ospitare la rassegna d'arte La forma dell'infinito i lavori di adeguamento di Casa Cavazzini. A dare rassicurazioni in merito il vice sindaco di Udine Michelini. A Udine proseguono i lavori a Casa Cavazzini in vista del grande evento previsto per l'autunno. Il vice sindaco di Udine rassicura il cantiere all'interno dell'edificio sarà chiuso in tempo. A parte le norme Covid che non sappiamo a ottobre come saranno, sicuramente la mostra viaggia per conto suo. So che Don Geretti assieme ai nostri assessori e collaboratori sta lavorando. Oggi abbiamo provato una variante che già in parte ha avuto oggetto di lavori, perché ci sono delle deviazioni che la parte
diciamo, strutturale impiantistica ha dovuto subire lavorando sul vecchio, quindi durante la fase di demolizione di alcuni controsoffitti e di altre parti interne. Qui vedo ancora rotonde in questo caso in via Gonars. Abbiamo approvato ovviamente il progetto di fattibilità di via Gonars, via Selvuzis, via Lumignaco, quell'incrocio talmente pericoloso che, come vedete dalle cronache, ogni giorno c'è un incidente. Io credo che adesso sia diventato il primo incrocio più pericoloso. Prima era quello di via Fusine, anche lì stiamo andando avanti per concludere l'iter. Qui invece abbiamo iniziato, perché qui collegherà anche la parte ciclistica per la Udine-Cargnacco. Verrà spostato un po' più verso ovest l'asse di via Lumignacco, la parte finale. Le famiglie udinesi con ISEE inferiore a 15.000 euro potranno beneficiare di un bonus per iscrivere i propri figli a una delle varie discipline sportive praticate in città. La Giunta Comunale di Udine ha deliberato interventi finanziari a sostegno delle famiglie per consentire l'accesso alle attività sportive. Il contributo si chiama Far Sport oltre la crisi, appunto abbiamo oggi portato avanti l'istruttoria, è un contributo che va diciamo, a essere impiegato e rivolto a quelle famiglie che hanno dei redditi decisamente più bassi. Va a lavorare su redditi di ISEE di un 15.000 euro, quindi tutte le famiglie che hanno un reddito dentro i 15.000 euro possono accedere ed erogherà un massimo di 150 euro per ogni figlio che pratica un'attività naturalmente sportiva, non potremo darglielo per più attività sportive. Il contributo, diciamo, l'anno scorso ha avuto meno richieste in quanto c'è stato un fermo fisiologico dovuto al Covid. Quest'anno abbiamo messo a budget il doppio dei fondi che sono stati utilizzati quest'anno, quindi siamo pronti a dare questo contributo che è veramente molto sociale per aiutare tutte le famiglie a far fare ai propri figli lo sport. Tra poco a Sport FVG apertura dedicata alle Olimpiadi con Alessia Tros, che purtroppo non è riuscita ad accedere alle fasi finali della gara di salto in alto a Tokyo. Si è fermata a 1,90. Parleremo però anche di Udinese con una importante decisione che riguarda il settore giovanile, femminile in particolare, e con l'arrivo ufficiale di Samardzic. Queste altre notizie tra poco a Sport FVG. Intanto grazie per aver seguito il nostro telegiornale, buon proseguimento di serata, arrivederci.